senza variazioni significative, venti in rinforzo da sud sulla Liguria, Mar Ligure poco mosso ma tendente a mosso. E tutto, maggiori dettagli sul sito trebimeteo.com. L'economia e la finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria ogni giovedì col sottoscritto Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Ben trovato, professore. Grazie, buongiorno a tutti. Esperto economista e docente universitario. Io vorrei cominciare oggi, se lei me lo permette, con una buona notizia. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Ecco, la buona notizia non è tanto, come dire, un festival della poesia, quello ci sta per carità. La buona notizia è che siamo giovani e lo siamo più di quanto non lo fossero i nostri coetanei negli anni '80. È vero, professore? Decisamente sì, è una delle notizie, diciamo, della settimana, ma identifichiamola in questo modo, cioè dal convegno dell'associazione, diciamo, che si cura degli anziani, geriatria, eccetera. Sì. Quello che è emerso è che rispetto all'età in cui si veniva definiti vecchi qualche tempo fa, i 70 anni, adesso si è spostato in là, si è shiftati di 5 anni, cioè a 75. Quindi siamo più giovani. Siamo più giovani, circa 20 anni di meno, ci sentiamo 20 anni di meno rispetto ai nostri coetanei degli anni 80, e tutto questo incide anche su diverse economie. Sì, impatta un po' su tutto quanto. Noi qui parliamo di economia, certamente sull'economia incide, ma incide sulla società, sui temi della cura della persona, della sanità, sulle pensioni, sugli stili di vita, nel senso che nella banalità ormai a 50-60 anni prima si veniva definiti vecchi, probabilmente i nostri figli potrebbero già dirlo oggi lo stesso, a volte lo però fanno, sì. Si va molto avanti e capita tranquillamente di vedere persone di 65-70 anni e più che hanno uno stile giovanile anche nella presenza. Questo probabilmente è dettato anche da fattori come una migliore alimentazione, cura o l'aver debellato certe malattie, certo. E poi stili di vita comunque sani, anche sul lavoro, certo. Tutta la cura che c'è nella prevenzione degli infortuni e cose di questo tipo aiutano certamente, quindi si va avanti tranquillamente. Proprio sul lavoro incide questo aspetto. Una cosa volevo dire, secondo me su questo discorso dell'essere giovani un impatto negativo lo vedo forse sull'aspetto più sociologico, cioè a 40-50 anni noi adulti o più sembriamo più giovani dei figli. A volte. Questo può dare dei ritorni negativi sia sul fatto che a 50 anni non si debba essere dei Peter Pan, ma le responsabilità vanno prese, bisogna gestire le cose, ma anche i figli probabilmente si destabilizzano sotto il profilo educativo. Ecco, poi qui. Convocheremo le nostre amiche psicoterapeute e psicologhe per analizzare questo aspetto. Invece sul lavoro impatta questa cosa, sul lavoro sono usciti gli ultimi dati. Sì, impatta, duplice. Uno è sul tema pensioni, quindi noi abbiamo il nostro quota 100, una serie di cose, e lì è un altro discorso, ma anche i dati sul lavoro, la gente se non va in pensione è sempre più giovane e continua a lavorare. Da un lato poi le persone magari ci andrebbero in pensione e che non ti fanno andare via, comunque il lavoro magari non c'è tanto, chi lavora cerca di tenersi il suo posto e i giovani faticano a entrare. Gli ultimi dati, o meglio le cose proprio uscite di questi giorni, fanno emergere con il decreto dignità che è stato fatto dal governo un po' di mesi fa, un contraccolpo piuttosto forte sul mercato del lavoro, e questo arriva tipo da Federmeccanica piuttosto che dalle associazioni che rappresentano che sono rappresentate dalle associazioni, dalle agenzie di lavoro temporaneo, interinale, eccetera. Cioè qualche cosa aumenta a livello di tempo indeterminato, ma molti, per il fatto di non poter prorogare oltre i 24 mesi il tempo determinato,
già dicono che lasceranno a casa del personale. C'è una previsione. Sì, un terzo circa è stato contrattualizzato a tempo indeterminato, un terzo non sa cosa farà, ma più di un terzo magari lascerà a casa il personale. Questo arriva sia da chi assume direttamente sia da chi assume tramite agenzia. Questo non è ovviamente un buon segnale, quindi non lascia ben sperare per gli sviluppi futuri, ma vediamo anche il contraccolpo proprio sull'economia. L'abbiamo visto, crescita bassa, veramente qui siamo entrati nella crescita negativa, cioè il nostro PIL ha perso nel trimestre. Se dovessimo avere anche l'ultimo trimestre con il segno negativo, tecnicamente saremmo in recessione. Quindi insomma forse c'è da ritarare anche qualche cosa d'altro sul discorso del mercato del lavoro. Forse c'è anche un piccolo altro segnale di pessimismo, di poca fiducia nel futuro, che è dato dagli ultimi dati sui depositi. Certamente, depositi vuol dire sostanzialmente liquidità, cioè soldi sul conto corrente. Sì, non parliamo quindi di investimenti del privato che può fare in titoli di Stato, azioni, obbligazioni in senso medio-lungo, ma la liquidità. Allora, quando tu non sei tranquillo sul futuro, quando puoi avere timore di perdere il lavoro, crisi e quant'altro, quello che fai è tesaurizzare, mettiamola in questo modo. Che quindi, termine! Molto da economista. Sì. Nella sostanza le persone cosa fanno? Hanno aumentato fortemente, parliamo circa di aver raddoppiato, parliamo ovviamente a livello nazionale, ma la Liguria segue o è anche più forte in questi ambiti, quindi è praticamente raddoppiata la scorta di liquidità, di soldi liquidi che le persone tengono in casa. È aumentata fortemente anche la liquidità depositata sui conti correnti. E questo cosa può voler dire su questi due ambiti? Ovvero, mi tengo in casa i 500, i 1000, i 2000 euro, 5000 euro più perché non so cosa sarà, perché delle banche non ho fiducia e perché magari se devo fare qualche acquisto i soldi ce li ho a portata di mano. Ecco. E qui mi fermo. Oppure affrontare qualche emergenza prima di fare qualche acquisto. Se parliamo dei conti correnti, viene percepito che tanto gli investimenti, se parliamo tipo in titoli di Stato, sbagliando, lo premetto, non siano sicuri, che c'è un rischio paese, che mettere i soldi nei bot o cosa non conviene. È una percezione un po'... Sì, è fuori luogo perché l'Italia è un paese tranquillissimo, quindi sono fibrillazioni, ma la gente percepisce questo. In più, ovviamente, essendo i rendimenti bassi, per avere lo 0, in un bot uno li tiene sul conto che tanto gli cambia poco. È diminuita fortemente invece la quota parte investita in obbligazioni bancarie. Questo ha probabilmente un altro risvolto verso la fiducia, ovvero con il bail-in che abbiamo votato ai tempi a livello europeo. Chi è azionista o obbligazionista per certe categorie di obbligazioni nelle banche va a rispondere in prima persona per capitali superiori ai 100.000 euro come azionista integralmente in caso, e quindi le persone non comprano più quelle obbligazioni. Abbiamo visto tante banche che hanno avuto dei problemi più o meno voluti e quindi la gente diffida, piuttosto li tengo sul conto ma non li metto in titoli obbligazionari, bancari certamente, titoli di Stato magari poi vediamo anche più tardi come è andato il discorso con i BTP Italia. Si parla di banche, abbiamo 1 minuto e mezzo per parlare di Banca Carige e introdurrei l'argomento con le parole di Fabio Innocenzi, che è l'amministratore delegato. Oggi è un giorno importante per Carige, grazie allo schema volontario del fondo e ringraziamo lo schema e ringraziamo tutte le banche aderenti. Oggi torna Carige ad essere messa in sicurezza, torna a poter guardare al futuro con serenità e a fare banca nell'interesse dei suoi azionisti, del suo territorio e dei suoi clienti. Che è successo in questa settimana in Carige? Ma allora... O in Carige? Il dubbio ci resterà per sempre. Per sempre. Ma l'intervento di Innocenzi credo che sintetizzi con 2 o 3 termini quello che serve e che conta. I problemi della banca li conosciamo, di questa come di tante altre banche nazionali, anzi forse sono più le banche che non hanno problemi o che in parte li hanno risolti.
Qui la preoccupazione era di avere capitale a sufficienza per le ultime istanze richieste da BCE e dagli organi di sorveglianza. L'arrivo del nuovo tandem di amministratori presidente ha cercato di porre un primo freno, un argine a questa situazione, sia di sostanza che anche di voci e di preoccupazioni anche solo teoriche. È stata stesa, diciamo, una rete di sicurezza con un prestito ponte di 320 milioni di euro, e questa è una cosa certamente importante. Questo è stato sostenuto privatamente dal sistema bancario. Questa rete di sicurezza dovrà portare poi all'assemblea degli azionisti per poi l'aumento di capitale nei mesi successivi del 2019. Tutto dovrebbe andare bene, e quello che appunto spiega Innocenzi è: adesso ci possiamo preoccupare di fare la banca, quindi certo, il personale può essere tranquillo che la banca c'è, ci sono i prodotti, si possono seguire i clienti possono avere la tranquillità che la banca è in sicurezza e non ha da preoccuparsi d'altro che di erogare il credito e supportare i propri clienti. Io, quando parlo di banche, a parte quello che succede su certi temi, le ritengo e le promuovo come interlocutori fondamentali del territorio. I territori in genere, la Liguria tranquillamente, hanno bisogno di banche che supportino lo sviluppo economico. Un minuto per la cronaca e l'attualità dalla Liguria, poi torniamo a parlare di economia e finanza rivolgendoci agli automobilisti della Liguria. Avete un'automobile diesel o benzina? Tra poco parliamo con voi. L'anno prima non aveva idee, l'anno scorso non aveva tempo e all'ultimo momento il furbastro mi ha regalato una sciarpa. La gioielleria Cicala consegna in tutta Italia in 24 ore. Ora non ha scuse. Il regalo giusto lo trova su cicala.it. Questo Natale un gioiello non me lo toglie nessuno. Gioielleria Cicala a Genova, cicala.it. Ho scoperto un posto dove la carne è locale, selezionata e buonissima. Quale? La macelleria Gaggero a Mele. Hanno carne bovina, suina e ovina proveniente da piccole stalle locali e del Basso Piemonte. Pensa, hanno un mattatoio privato dove macellano personalmente per una maggiore garanzia sui loro prodotti. Puoi trovare anche insaccati freschi di loro produzione e un'ottima scelta di pollame e formaggi. Ci vado al volo! Macelleria Gazzero, la macelleria chilometro zero, a Mele, via Fondocrosa 43. Non ci sono più le mezze stagioni, ma c'è il clima ideale dei fratelli da Bove. Dal 1959 riscaldamento e climatizzazione delle migliori marche come Daikin. Servizio dal progetto all'assistenza. Fratelli da Bove, via Passaggi 2, Genova, 800 092 077. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Blitz di alcune persone vicine ai centri sociali ieri sera nei pressi di un ristorante del centro storico di Genova, dove si stava svolgendo una cena della Lega per la commemorazione del Balilla, la presenza anche del vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi. Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 21:30 un gruppo di almeno 5 giovani è entrato per caso nel ristorante dopo aver visto i militanti del Carroccio ha insultato sia loro che il titolare del locale. Una volta fuori dal ristorante gli stessi hanno strappato una bandiera del partito. Intorno alla mezzanotte davanti al locale si sono radunate una ventina di persone, in gran parte provenienti da un vicino centro sociale, che hanno ripreso la protesta. Sul posto la Digos e le volanti della polizia, che hanno permesso ai militanti del Carroccio di uscire dal ristorante in sicurezza. Continua il lavoro sui 17 reperti di Ponte Morandi inviati in Svizzera, nel più grande centro di analisi materiale europeo, l'EMPA. 3 settimane di tempo per studiare lo stato di salute di quei cruciali frammenti del viadotto crollato lo scorso 14 agosto. La deadline entro cui il rapporto verrà consegnato ai periti italiani è l'11 dicembre. La sconfitta col Torino brucia ancora, ma la Coppa Italia è alle porte. Oggi alle 18:30 al Ferraris si svolge Genoa-Entella. Juric sa di non poter sbagliare le prossime 2 partite, quella di Coppa e quella di campionato contro la SPAL. Solo vincendo entrambe le gare potrebbe salvare la sua panchina, in caso contrario andrebbe incontro al terzo esonero della sua tormentata carriera rossoblù. L'economia e la finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria ogni giovedì col sottoscritto Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Siamo ad automobili e carburanti, parlando dei nostri vicini di casa qua a ovest della Liguria, i francesi che hanno messo su un bel
come dire, un bel teatrino sì, proprio su questo argomento. Ormai tutti i governi che salgono, o tutti i partiti che salgono al governo vanno di teatrino. Qui siamo nei cugini d'Oltrampe, il giallo di Babbo Leo potrebbe essere la partenza sui gilet gialli. Sì. Avete visto tutti, sentito quello che è successo per una manovra che era partita dall'aumento dei prezzi sui carburanti e su tutta la parte energetica, con l'idea di puntare all'ambiente. Il ministro che ha in carico questa vicenda ha confermato l'altro giorno: fermi tutti, 6 mesi di moratoria. Sembra, le ultime notizie, che dicano che Macron abbia fatto una marcia indietro ancora più forte, proprio un'inversione a U, cioè per un anno non se ne parla e potrebbe essere reintrodotta la patrimoniale che lui stesso aveva eliminato a inizio mandato. Questo fa capire che probabilmente un certo modo di arrivare al potere parlando di certe cose, facendo certe promesse, quando devi essere realista e governare non è così facile. Credo che siano cose che si stiano vedendo anche da noi su questi argomenti. Il computer in ufficio era triste. Da anni lavorava con una persona che non gli rivolgeva mai la parola e che per giunta lo trattava anche male. Ma un giorno arrivò una bici elettrica e scoprirono di avere molto in comune. Oggi con Iren c'è un... Questo è uno spot di un nostro inserzionista, Iren Go, che parla appunto di cosa ci sia di nuovo. Elettrica. Allora, facendo la chiusa sul discorso carburanti ambiente, ci sono due temi. Uno, questo che possiamo vedere di Iren, che è interessante, anzi farei forse sentire prima la testimonianza di Iren su questo argomento. L'amministratore delegato Gianluca Buffo. Iren Go è la nuova linea di business del gruppo Iren, specifica per la mobilità elettrica, basata sui valori di sostenibilità e innovazione. Un'innovazione concreta, il futuro è già oggi. Abbiamo già elettrificato 200 tra autoveicoli, furgoncini, biciclette delle nostre flotte a disposizione delle nostre attività, con 40 colonnine nelle nostre sede, e abbiamo offerto e stiamo realizzando 90 colonnine su suolo pubblico per la ricarica degli autoveicoli. Stiamo offrendo ai nostri clienti autoveicoli, noleggio di biciclette, scooter sharing, perché crediamo fermamente nella mobilità elettrica e prendiamo con grande piacere l'approvazione dell'emendamento al decreto bilancio proprio di ieri sul contributo per le auto elettriche fino a 6.000 euro erogate dal governo italiano. Nonostante la Liguria sia una regione fatta di salite e discese, ma soprattutto di salite. Ma Gianluca Buffo è la di Iren Mercato, quindi è quello che si preoccupa poi di lanciare certi progetti che sono quelli al contatto forse con la cittadinanza, in questo senso. Salite e discese di Genova, adesso mi sembra una vita in salita per quello che succede a Genova e quello che a livello nazionale arriva. Però è una grande occasione, è una bella opportunità, svolta. Nel senso, un'azienda che comunque si occupa di energia e di territorio intravede anche strategicamente nuove opportunità di servizio e di business, perché poi, come è per le banche, anche comunque le aziende devono fare business e profitti. È un bel servizio però, ed è una bella idea che poi ovviamente vale per tutto il discorso di territori per sviluppare queste attività. Ha fatto riferimento al discorso della finanziaria, cosa molto corretta, perché come è stato in Francia che si è parlato di ambiente e di carburanti, anche in finanziaria nel nostro DEF ci sono dei riferimenti per il tema auto-ambiente, cioè inquinamento cosa? L'idea è di tassare pesantemente tutto ciò che inquina, quindi adesso dico il tipico diesel, ma anche auto normali, anche l'utilitaria potrebbe essere fortemente tassata, e dare dei contributi, incentivare per una svolta verde. Io concordo sul tema, ma reputo che questo modello poi possa mettere in crisi ancora di più le famiglie, perché poi non è facile cambiare auto se l'auto costa 30.000 euro, anche se hai l'incentivo. E poi non dimentichiamo, c'è tutto un sistema industriale, una filiera. Non è che una Fiat o altri riconvertano da un giorno all'altro la produzione. Anzi, quelle auto ci sono. In un certo senso potrebbe essere quasi una patrimoniale, una tassazione occulta dietro il green.
quello che fa Iren Go, perfetto, mi sembra un ottimo servizio. Dal lato economico ci sono comunque tante cose da tenere presenti. Le ho sentito dire DEF. A proposito, Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. tra i fiumi di parole che riguardano il DEF, il nostro calciomercato, ne metterei in sottofondo quelli in lingua straniera. This dialogue is ongoing. Che sono le parole di Moscovici. Ormai siamo in radio insieme con Moscovici noi. I must say that fa di tutto lui, per essere nostro ospite, certo, come dire. No, sostanzialmente accenna in questo intervento al cambio di clima. Dice l'Italia sta ascoltando, parla, c'è un dialogo, vediamo cosa succede, i parametri ci sono, ma parliamone. Nel frattempo l'opposizione sulla manovra si esprime così. Adesso noi dobbiamo chiedere al vice premier Di Maio, ma anche al vice premier Salvini, di rendersi conto della responsabilità che hanno sulle spalle quando governano il paese. Basta con quest'idea che si possa governare con gli annunci, con la propaganda, con il tweet. Martina è il reggente, sì. credo. No? Sì, è complicato anche quello. Non Sì, ci riguarda in questo caso, però è la persona che per il PD sta parlando tranquillamente. E che ce l'ha coi tweet della maggioranza. Sì, dice un po' di serietà, non è con i social che si governa. La parte di Forza Italia con Tajani. Certamente gli italiani hanno pagato un prezzo altissimo, 300 miliardi andati in fumo, 200 li hanno pagati gli italiani, 100 sono gli investitori che se ne sono andati. C'è bisogno di un governo stabile, con persone affidabili, credibili. E poi le parole di Padoan. Siamo in una situazione paradossale, stiamo discutendo in Commissione Bilancio di una legge di bilancio che probabilmente dovrà essere rifatta, e anche perché è bocciata praticamente da tutti, dai mercati, dalla Commissione, ma anche dalle imprese e dalla società civile italiana. È bene che sia cambiata perché è una brutta e dannosa legge di bilancio. 3 schiaffi dall'opposizione, sì, poi sentiremo anche le voci. Persona d'esperienza certamente, come Tajani, come Presidente del Parlamento europeo, eccetera. In sé rifatta, secondo me, va sia per quello che era qualche tempo fa, ma anche perché quello che è stato approvato sostanzialmente poi verrà cambiato, verrà presentata la nostra manovra a Juncker settimana prossima, poi deve essere esaminata, è probabile che sia stravolta. Tria si difende così. C'è una disponibilità a esaminare se ci sono i margini finanziari, economici e politici per arrivare a questo risultato che penso che possa essere gradito a tutti i gruppi parlamentari, diciamo all'Italia in generale. Che poi a me viene sempre in mente Crozza quando sento Tria e la sua imitazione, perché infatti mi pareva nel dubbio ero quale dei due. È proprio lui. Sì. Ma lui ci prova, è un tecnico, ha perso in parte credibilità, credo però un forte senso di responsabilità. Ovviamente lui è uomo di numeri, altri un po' meno. Salvini. Gli emendamenti li concordiamo col Parlamento. Siamo una repubblica parlamentare, ci pagano lo stipendio gli italiani, quindi ascoltiamo l'Unione Europea, ma i nostri datori di lavoro sono gli italiani, vogliamo aiutare gli italiani a lavorare di più e pagare meno tasse. E poi Conte. Sono giorni, come sapete, di estrema densità per quanto riguarda il lavoro che stiamo portando avanti con l'attività di governo, ma ho deciso comunque di trovare il tempo per venire a salutarvi e per dimostrare la vicinanza, se posso dire anche fisica, di questo governo alle tematiche di impresa. Qui dove eravamo, professore? Assemblea Anfia. Volevo dire, per esempio, è ovvio che se Tria dice una cosa, Salvini dice lo facciamo per gli italiani, sono loro che ci pagano lo stipendio, in sé poi noi andiamo a fare dei debiti per pagare questo stipendio, quindi è su questo che far debiti per pagare le tasse. Certo, non è che funzioni molto bene la questione. Tutti quelli che hanno tagliato facendo debiti non è che abbiano portato molti risultati. Conte, a proposito di inversione a U, si rende conto, ma come Salvini e Di Maio stessi, che allontanarsi anche da visioni concrete per andare nei sogni o negli incubi, perché poi diventano queste, e allontanarsi dalle imprese dove effettivamente puoi creare il lavoro e il PIL. Insomma, stanno riposizionando molti temi sul taglio della manovra, ma anche sulle manovre verso il mondo dell'impresa. E l'impresa risponde così: vorrei usare questo palco per mandare dei messaggi.
modo tale che evito le mail e arriva direttamente attraverso l'opinione pubblica. Una promessa a Di Maio, un consiglio a Salvini e un contributo al Premier, quindi 3 cose sequenziali. La promessa a Di Maio che se ci convoca a tutte e 12 non lo contaminiamo. Il consiglio a Salvini, che rappresenta un partito che ha preso tanti voti al nord, di occuparsi e di preoccuparsi dello spread, perché quando aprono le aziende i nostri imprenditori tutti si preoccupano. Questa manovra quota 41 miliardi, di cui 18 circa per pensioni e reddito di cittadinanza. Per 4 appena evitiamo la procedura di infrazione. Chiamasse i 2 vice premier che sono i segretari di partito, gli dice 2 miliardi a uno e 2 miliardi all'altro, così fanno alla metà perché sono soci, come dire, alla pari, fanno 4 miliardi, usciamo subito dalla procedura di infrazione. Se uno dei 2 non volesse arretrare, se io fossi il premier mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi è dei 2 che vuole farci avere la procedura di infrazione. Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. L'intervento dell'altro giorno con tutte le principali associazioni economiche italiane sono stati tutti molto chiari. Non è una posizione politica, è una presa di posizione economica che vuole interloquire con la politica. C'è anche la parte locale rispetto a questo, è una dichiarazione di Giovanni Mondini, che è presidente di Confindustria Genova. Genova riveste un'importanza strategica, uno dei corridoi peraltro identificati dall'Europa per uno sviluppo di un sistema sostenibile, il corridoio Reno-Alpi, ma Genova vuole vedere oltre e per questo abbiamo fatto anche una nostra assemblea coinvolgendo Milano-Torino, perché se noi diciamo sia Terzo Valico diciamo assolutamente sia la TAV, sia la Pedemontana, tutto quello che è un disegno infrastrutturale che il nostro sistema economico necessita da tempo, e quindi peraltro una manifestazione di Torino molto riuscita a cui abbiamo partecipato molto volentieri, e su questa posizione è evidente la strategicità di tutto, quindi sia Europa sia il sistema ferroviario moderno. Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Posso Genova. dire una cosa? Secondo me Genova e la Liguria in questo momento storico italiano, lato economico ma del paese, hanno la possibilità di incidere. Dovrebbero farsi ancora più carico, perché se ne stanno già facendo carico in Liguria, ce ne stiamo facendo carico. È una responsabilità ma che può portare giovamento nel medio-lungo periodo all'Italia. Vorremmo parlare di altre 100 milioni di cose, ma non abbiamo tempo, per cui professore le do appuntamento a giovedì prossimo. Durante quella giornata sviscereremo altri temi. Ogni giovedì l'appuntamento è qui su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria? Si parla di economia e di finanza con me, Fabrizio Valenza, e col professor Marco Cassinis. Grazie a tutti. A MacArthurGlen Serravalle Designer Outlet è iniziato il conto alla rovescia. Immergiti nella magica atmosfera natalizia del nostro centro. Trova il regalo perfetto per te e i tuoi cari delle migliori firme, come Furla, Trussardi, Twinset e molte altre, tutte fino al 70% in meno. Ti aspettiamo a Serravalle Designer Outlet. Siamo aperti anche questo weekend. Cosa voglio?